Buonasera, ben trovati da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Enrico Trantino è il nuovo sindaco di Catania. Dalle prime indicazioni appare schiacciante la vittoria del centrodestra nella città più grande in Sicilia, coinvolta nella tornata elettorale per le amministrative. Cassì si conferma a Ragusa, Trapani e Siracusa verso il ballottaggio. Resta forte il partito dell'astensione, l'affluenza media si ferma al 56,39%, a Catania il dato più basso tra i 4 capoluoghi. Futuro in bilico per i lavoratori AMAP. Dopo il blocco degli stipendi, sit-in di protesta oggi in prefettura a Palermo, a rischio anche utenze e forniture gestite dalla municipalizzata. Un nuovo spazio per l'accoglienza alla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. La Regione consegna a Palermo il padiglione ex aeronautica. Meno di un mese agli esami di maturità, scatta il tototema, niente più restrizioni legate al Covid, si torna alle modalità di svolgimento abituali. Buonasera e ben trovati da Sicilia 24. Naturalmente le amministrative in Sicilia tengono banco anche per quello che riguarda il nostro telegiornale, oltre che la programmazione della nostra rete, delle nostre reti. I dati hanno parlato chiaro praticamente quasi sin dall'inizio. Il centrodestra in Sicilia è apparso sicuramente in netto vantaggio sin da quando si è cominciato a parlare durante la nostra trasmissione sullo speciale amministrative di exit poll. Poi naturalmente sono arrivate le proiezioni, un dato davvero troppo importante che proietta Enrico Trantino come il nuovo sindaco della città di Catania. Lui non festeggia ancora, naturalmente tiene fede a quelli che saranno i risultati reali delle urne. Noi ovviamente ci colleghiamo con uno dei nostri inviati, c'è Natale Bruno a Catania, proprio nella sede elettorale di Enrico Trantino. Sentiamo Natale. Sì, Roberta, come hai detto tu, Enrico Trantino è qui insieme a tanti giornalisti che lo stanno sentendo. Lui continua a dire che è solo l'avvocato Trantino, aspetta il responso delle urne per essere proclamato sindaco della città. Intanto nel primissimo pomeriggio di oggi ha ricevuto la telefonata di Maurizio Caserta. Maurizio Caserta era l'esponente del centrosinistra che gli ha fatto le congratulazioni perché il dato dovrebbe essere quasi definitivo. Siamo intorno al 64% per quanto riguarda Enrico Trantino, che esprime il centro-destra, mentre invece il candidato del centro-sinistra si è attestato poco meno del 28%, tra il 28 e il 29%. Non so se siamo in grado di poter aspettare qualche istante, o forse è meglio mandare il contributo che noi abbiamo realizzato poco fa quando lui è venuto e quando era molto commosso per il risultato e ha abbracciato i suoi qui nella segreteria e nella sala stampa di Piazza Trento. Sentiamolo in queste poche battute. Possiamo chiamarla sindaco? No, per correttezza nei confronti anche degli elettori siamo ancora in presenza di alcuni dati, di alcuni sondaggi, di alcuni exit poll, quindi fino a quando il risultato non è consolidato alla luce dei dati che verranno dallo spoglio effettivo nessuno mi può chiamare sindaco. Commentiamo gli exit poll, allora c'è un dato che è oltre il 60%, se lo aspettava? Siccome questo dato potrebbe essere ribaltato non ha senso che lo commenti. Io vi dico che nel caso in cui dovesse essere confermato il risultato a mio favore, che sia col 40,01%, sia col 60%, che sia col 70%, cambia poco, nel senso che comunque io ho subito detto che avrei voluto instaurare un patto con la città. In questo senso certamente il dato che più mi amareggia è quello di affluenza alle urne, perché se uno vuole stabilire un nuovo, chiamiamolo paradigma comunitario, naturalmente ha bisogno che tutti i cittadini credano in quel che uno propone.
Ecco, questo l'avete sentito, era Enrico Trantino, abbiamo titolato il nuovo sindaco di Catania e naturalmente avete sentito che l'esponente del centrodestra ci tiene a definirsi tale solo al momento in cui i numeri saranno quelli ufficiali ed effettivi. Nel collegamento il collega appunto Natale Bruno ha un po' anticipato quello che poi è stata un'azione effettuata dal suo competitor del centro-sinistra, del fronte progressista Maurizio Caserta, una telefonata per complimenti. Noi ci colleghiamo proprio con la sede elettorale di Maurizio Caserta dove c'è per noi Emanuela Corsi. Emanuela. Arriva. Ecco, forse la collega non ci sente. Allora Emanuela in questo momento non ci sente, allora io direi così, visto che appunto durante il nostro appuntamento con la trasmissione speciale amministrativa condotta da Luca Ciliberti, che peraltro riprenderà il suo cammino a Reti Unificate alle 20:45, abbiamo sentito appunto la voce diretta di Maurizio Caserta, ve la riproponiamo in questa intervista appunto della collega Corsi. Se i dati sono questi, il risultato è abbastanza chiaro, però noi siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Comincia da qua un percorso in Consiglio Comunale con le risorse che ci saranno. Abbiamo offerto alla città una prospettiva politica che tra coloro che hanno votato è stata apprezzata da una minoranza. Ho chiamato l'avvocato Trantino per congratularmi, non sono riuscito ancora a parlare con lui. La città ha tributato a quella offerta politica una maggioranza ampia, è giusto che governino, è una fisiologia della società, della politica e noi siamo parte di questa fisiologia. Ecco, avete sentito le prime parole, le prime dichiarazioni di Maurizio Caserta, mentre Enrico Trantino, l'esponente appunto del centrodestra, durante la prima intervista rilasciata si è detto molto dispiaciuto per quello che è stato il dato dell'affluenza alle urne e in effetti le amministrative in Sicilia hanno dato il primo risultato certo, l'affluenza al voto è in flessione rispetto alle precedenti elezioni, quelle del 2018, il 56,39% infatti dei siciliani si è recato a votare nella 2 giorni, ricordiamo la chiusura delle urne si è effettuata alle 15 di oggi, ha votato appunto il 56,39%, 128 i comuni interessati, vedete in questo momento la schermata che lasciamo in onda, il dato più basso tra i 4 capoluoghi è proprio a Catania con il 52,65% con una flessione rispetto alle precedenti amministrative dello 0,48%. Tutte le province, come vi dicevo, hanno registrato un dato in calo, con Ragusa al 56,3%, Siracusa con il 55,02% e Trapani con il 54,75%. Ecco, le elezioni amministrative dunque hanno dato già dei primi risultati e uno di questi è certamente la riconferma del sindaco di Ragusa, Peppe Cassio. Penso che siamo già in grado di fornire il nostro collegamento con Lorena Dolci che si trova a Ragusa. Lorena? Non l'abbiamo ancora, allora datemi un segnale, io vi dico intanto che a proposito di risultati un altro punto di interesse era certamente quello di Taormina, siamo nel Messinese dove Cateno De Luca si appresta a diventare il nuovo sindaco di Taormina, giunto alle spalle di Renato Schifani alle regionali dell'anno scorso. De Luca, leader del Movimento Sud Chiama Nord e deputato regionale, naviga sopra il 60% delle preferenze con un distacco di 20 punti sul sindaco uscente Mario Bolognari. Lo vedo già in collegamento, un'altra piazza importante dove anche da un punto di vista politico c'è tanto davvero da raccontare, è la piazza di Siracusa. Vedo collegato il collega Angelo Gagliano. Angelo, a te la linea.
Buonasera Roberta, buonasera ai nostri amici telespettatori. Allora Siracusa, come dicevi tu, piazza importante, piazza che conferma una certa dinamicità politica, 8 i candidati a sindaco per questa tornata elettorale, si profila un ballottaggio perché, stando a quelli che sono i dati in nostro possesso, in questo momento 15 ballottaggio, andranno al ballottaggio Ferdinando Messina e Francesco Italia, che è il sindaco uscente. Noi siamo per questo collegamento proprio nel comitato elettorale di Francesco Italia, una piazza, come dicevamo, che ha messo in mostra anche una spaccatura all'interno del centrodestra, perché Di Bandiera, ex assessore regionale del governo Musumeci, sta togliendo certamente importanti punti percentuali allo stesso Ferdinando Messina, che probabilmente con Bandiera nello stesso schieramento forse avrebbe festeggiato stasera la sua elezione a sindaco. Questo evidentemente non lo possiamo dare per certo. Dicevo che nel comune di Siracusa i dati in nostro possesso sono questi, li vediamo insieme rapidamente: 15 le sezioni su 123, Messina in testa con il 32,50% dei voti, Italia poi al 23,79%, Giunta, che è espressione dei progressisti, candidata del Partito Democratico, al 17,76%, Garozzo, che è stato in passato sindaco di Siracusa, al 9,69%, poi Bandiera, come dicevamo, è all'8,59%, Mangiafico al 3,29%, Trigilo al 3,11% e poi Aziz con l'1,27%. Questi i dati al momento in nostro possesso. Ripeto, qui a Siracusa si va verso il ballottaggio tra Messina e Italia. Per il momento, se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Angelo Gagliano. Quindi insomma si profila il ballottaggio per Siracusa, mentre, come vi dicevamo, un risultato che è arrivato forse tra i primi, possiamo dirlo, è stata la riconferma del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Adesso immagino sia pronto il collegamento con Lorena Dolci. A te, Lorena. Eccoci Roberta, come hai detto tu, Ragusa ha il suo sindaco, che appunto è Peppe Cassì, il sindaco uscente, che ha rotto ogni prudenza, ha già lasciato il suo comitato e sta andando in municipio per festeggiare con i suoi sostenitori, municipio che appunto ha occupato negli ultimi 5 anni. Non c'è stata partita insomma per l'ex campione di basket, che ha sbaragliato i suoi competitor, erano 3 in corsa con lui che sono rimasti molto distanziati. Lui invece, quando sono state scrutinate circa la metà delle 71 sezioni, circa 30, è già volato, pensate, quasi al 66%, confermando i dati degli exit poll appena dati alla chiusura delle urne, che lo davano in una forbice tra 59 e 63%. Evidentemente i suoi concittadini lo hanno votato in massa, hanno premiato sia la gestione, la sua amministrazione della città, ma anche la sua strategia politica di tenere lontani i partiti, di farsi sostenere soltanto da 5 liste civiche, anche se qualche aiutino trasversale c'è stato. Sentiamolo in questa intervista e poi linea allo studio. Si è creato proprio un'empatia con i ragusani, mi fa piacere pensare questo, devo pensare questo visto il risultato. Quindi abbiamo anche impostato una campagna elettorale sulla scia di quello che è stato il comportamento durante questi 5 anni, cioè sobrietà, cioè moderazione, cioè un linguaggio sempre mai fuori dalle righe, con responsabilità. Io credo che i ragusani hanno apprezzato molto anche questo approccio, questo atteggiamento. Alla fine la gente ha premiato appunto la semplicità, ha premiato la concretezza, perché noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, i risultati si vedono. Io dico sempre che un sindaco viene giudicato sulla base di fatti verificabili. La gente ha verificato uscendo di casa che quello che dicevamo nella nostra comunicazione era qualcosa di reale, qualcosa di concreto. La città sta cambiando, la città è un modello amministrativo e non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. La città di Ragusa ha delle qualità uniche, ma è una valutazione che chiunque viene a Ragusa da fuori fa, e quindi alla fine questo è stato percepito.
Ecco, questo l'abbiamo sentito, insomma anche qui le prime dichiarazioni raccolte da Lorena Dolci con il sindaco di Ragusa, possiamo dire rieletto, Peppe Cassì. E naturalmente non si tratta mai di dati certi, soprattutto quando parliamo di exit poll, e si comincia a definire qualcosa ovviamente con le proiezioni. È un po' quello che sta accadendo in un'altra piazza siciliana molto molto importante, che è appunto la città di Trapani, dove anche qui appunto da un punto di vista politico la collega Laura Spanò ha raccontato certamente un fattore molto interessante, soprattutto per quello che riguarda una certa spaccatura del centrodestra. Un'agenzia praticamente giunta adesso, vedo che Laura ci ascolta, è che il sindaco uscente Giacomo Tranchida sembra essere salito al 40% delle preferenze. A questo punto è proprio la collega che potrà darmi la conferma. In questo caso potrebbe essere rieletto. A te Laura Spanò. Al momento siamo, sì, buonasera a tutti, al momento siamo già a 40, 49, 50 sezioni scrutinate su 67, diciamo che il dato riporta 42,83% per Tranchida, sotto al 37,34 Miceli, poi segue Brillante con il 13,62 e infine la Garuccio con il 6,81. C'è molta fibrillazione per l'attesa del sindaco, ma vi devo dare una notizia dell'ultima ora, è che i trapanesi attendevano da molto tempo, da alcuni mesi. A ottobre scorso, vi ricordate la vicenda del neonato abbandonato a Paceco? Sono stati rintracciati, identificati e arrestati i genitori di questo neonato. Sono una ragazza di 16 anni e il papà invece è un ragazzino di 19 anni. Il genitore è stato portato, il maggiorenne è stato portato nel carcere di Trapani, il Pietro Cerulli. La ragazza invece è stata trasferita a Roma in una comunità protetta. Maggiori comunque informazioni su questa notizia che è arrivata in questi minuti a Trapani ve li daremo poi nel corso delle altre edizioni. Ringrazio molto la collega Laura Spanò e auguro a Laura buon lavoro anche su questo argomento che ci fa entrare dritti nella cronaca. Ci sarà certamente da lavorare su Trapani. Noi naturalmente per quanto riguarda il telegiornale ci fermiamo qua. Ricordo semplicemente un dato che non abbiamo accennato: in Sicilia ovviamente per quello che riguarda la possibilità di essere eletto sindaco per quelli che sono i comuni sopra i 15.000 abitanti, basterà raggiungere la soglia del 40% delle preferenze, e naturalmente invece vale il sistema maggioritario per tutti gli altri comuni, per i quali ovviamente questa sera conosceremo i nomi di tutti i sindaci. Vi lascio per il momento a una pausa pubblicitaria e riprendiamo tra pochissimo. Da parte di Sicilia, 24 sit-in questa mattina da parte dei lavoratori dell'AMAP a Palermo. Dopo il blocco degli stipendi, sindacati e dipendenti questa mattina hanno inscenato appunto una protesta davanti alla prefettura. Sentiamo Marco Gullà. 33 anni è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi siamo preoccupati e vediamo cosa decide il prefetto. Che dico, prendersela con gli operai non è stato corretto. Lui è un lavoratore dell'AMAP preoccupato, come tutti gli altri suoi colleghi, per una situazione decisamente delicata che in questo momento attanaglia l'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo e che fornisce il servizio idrico nel capoluogo e in oltre 40 comuni della provincia. A rischio ci sono gli stipendi per 700 lavoratori, ma anche utenze e forniture. Sono i primi effetti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità per ottenere un prestito dalla Banca Europea degli Investimenti. Il sequestro da 20 milioni congela le spese dell'azienda e questa mattina davanti alla prefettura sit-in da parte di lavoratori e sindacati. Il blocco dei conti correnti determina un'impossibilità materiale di erogare gli emolumenti di maggio e se la situazione non si sblocca il problema si procrastinerà anche nei mesi successivi. Quindi noi abbiamo già insieme alla Wiltec proclamato lo stato di agitazione. Oggi ci aspettiamo delle risposte da parte delle istituzioni, da parte anche del Comune di Palermo. La soluzione la devono ricercare le istituzioni. Noi siamo qui perché vogliamo intanto difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'azienda AMAP
gestisce il servizio idrico in 47 comuni della provincia di Palermo, e questa determinazione ha procurato e procurerà a breve un disastro di carattere socio-economico, ma lo potrebbe creare anche a carattere ambientale. La preoccupazione avvolge i lavoratori che ci dicono una cosa del genere non era mai successa, ci hanno sempre pagato puntualmente. Siamo, come dire, in allarme per diverse ragioni. Non era mai successo? Assolutamente no, non era mai successo, anche perché non è una cosa che è dipesa dall'azienda. È un procedimento penale, per cui diciamo è tutto da vedere. Preoccupazioni, sicuramente preoccupazioni, perché siamo un po' preoccupati. Lo stipendio è quello che ci mantiene, chi ha famiglia, chi ha problemi, chi ha mutui di casa, in questo periodo un pochettino pesante siamo abbastanza preoccupati. Si lavora per una soluzione per evitare disagi a lavoratori e soprattutto cittadini. A gennaio, i funerali di Biagio Conte, l'ex frate laico, il missionario che ha raccolto una folla incredibile proprio durante le esequie. Quel giorno il saluto appunto a Biagio Conte è stato scandito da una promessa fatta ai nostri microfoni dal presidente della regione, Renato Schifani. Quella promessa riguardava una voglia di contribuire e di dare continuità al supporto alla missione Speranza e Carità. Oggi la consegna di un nuovo luogo dedicato all'accoglienza. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte da oggi avrà un nuovo spazio. La Regione Sicilia ha infatti consegnato il padiglione ex aeronautica riqualificato nella sede di via Decollati a Palermo. Un padiglione che permetterà alla missione, fondata dal frate missionario Biagio Conte, deceduto lo scorso gennaio, di allargare le maglie dell'accoglienza. Siamo sempre aperti a questo, perché continuamente siamo sollecitati, quotidianamente si può dire, o da arrivi o da situazioni varie. Chi ci chiama da Arezzo, chi ci chiama da una parte e dall'altra, per poter dire sempre anche il nostro sì, il nostro benvenuto a ogni fratello che possiamo accogliere sempre nella fratellanza. Una donazione voluta e richiesta esplicitamente dal Presidente della Regione, Renato Schifani. A lui regaliamo, al suo impegno, alla sua fede, a quello che ha fatto per i poveri e continua a fare dall'alto dei cieli, regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso. È una promessa mantenuta, ma non ci fermiamo qui, continueremo ad essere vicini alla Fondazione Biagio Conte, al suo operato, alla sua memoria. Questo nuovo padiglione ha un efficientamento energetico che permetterà alla missione di risparmiare sulle utenze. Noi abbiamo deciso di intervenire proprio per cercare di risolvere alla radice il problema. E i miei tecnici della Regione affermano che già il 70% delle utenze elettriche verrà assorbito e verrà realizzato attraverso questi pannelli, quindi il costo si ridurrà di almeno 2/3 rispetto al passato, e questo sicuramente è già un contributo indiretto ma continuo, non ci sarà più quella che richiesta che avviliva certe volte fratello Biagio a dover chiedere aiuto alle istituzioni perché non si poteva. Noi abbiamo anche deciso, e lo abbiamo già fatto, di estinguere in buona parte il debito che questa struttura aveva nei confronti dell'Enel. E Don Pino Vitrano, che ha preso le redini della missione, alla domanda cosa penserebbe Biagio Conte in una giornata così importante, risponde così. Oggi sarebbe chiaramente felice di vivere anche questo momento di quello che è stato fatto da parte della Regione come segno di aiuto alla missione, anche di aiuto e di apertura a tutta la città. Un'altra pausa, torniamo tra poco. Il nostro telegiornale questa sera occupandoci della maturità 2023, meno di un mese alla prima prova scritta prevista per il 21 giugno, è un vero e proprio ritorno alla normalità, ciò che resta sempre il filo conduttore, il tototema. Sentiamo il servizio di Eva Spampinato. Manca meno di un mese agli esami di maturità e gli studenti affrontano il rush finale che li porterà alla prova d'esame che quest'anno torna nella forma pre-Covid. Cambia qualcosa per quanto riguarda le materie di indirizzo su come si svolgerà la prova scritta?
vista. La commissione, il trattamento degli esami è ormai quello antecedente appunto la pandemia. La commissione sarà costituita appunto da 3 commissari interni e 3 commissari esterni e il presidente che è sempre stato esterno. Il 21 e 22 giugno 500.000 di maturandi italiani sarà alle prese con le 2 prove scritte a carattere nazionale stabilite dal Ministero, seguite da un colloquio. Noi siamo entrati in un'aula del liceo classico Cutelli di Catania, dove gli studenti segnano i giorni che mancano alla fatidica data, mentre i professori danno i consigli pratici per affrontare un mese cruciale. Il consiglio pratico può essere soprattutto un consiglio di tipo metodologico e quindi dopo un primo ripasso fatto in termini cronologici generali sarebbe sicuramente più utile, ma già immagino l'abbiano fatto già tutti quanti, provare a mettere già in pratica la ripetizione per nodi tematici. Non è ancora scattato il tototema, ma i social lanciano già i primi pronostici sulle possibili tracce dello scritto d'italiano. Si pensa a D'Annunzio, a Gabriele D'Annunzio, oppure c'è chi pensa a Pirandello come traccia in prosa, oppure è possibile anche Italo Svevo. A farla da padrone è TikTok, dove gli argomenti a tema maturità diventano virali. Secondo me però quello più probabile in assoluto è proprio lui, Italo Svevo. Quest'anno infatti si festeggiano tondi 100 anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. Quello che ti preoccupa di più? Certamente la traduzione credo sia la parte che preoccupa un po' tutti quanti più rispetto al resto dell'esame. Ma a preoccupare molti studenti dell'ultimo anno sono anche i test d'ingresso nelle diverse facoltà universitarie. I ragazzi dell'ultimo anno sono estremamente tartassati dal problema dei test, dei TOLC, e questo è un sistema che purtroppo depotenzia enormemente lo studio e anche la serenità con cui studiare l'ultimo anno delle scuole superiori. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione prestata, ma vi ricordo la nostra programmazione serale tutta dedicata alle elezioni amministrative con il nostro speciale amministrative condotto da Luca Ciliberti. Sarà una ricca serata in diretta a partire dalle 20:45 a reti unificate su Telecolor e Antenna Sicilia. A tutti voi ancora una buona serata.